Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione del mattino del nostro infofriulitv.net, chiaramente dedicata interamente alla situazione del maltempo in Friuli Venezia Giulia. Una coda infinita dalle prime luci dell'alba sull'autostrada 23 Palmanova Tarvisio dal confine di Stato oltre Udine Sud, causa l'interruzione della circolazione in Austria per le abbondanti nevicate. In particolare tutti i mezzi pesanti diretti verso Villach sono stati fatti fermare dalla Polstrada per controllare se a bordo o montate le dotazioni invernali. Via libera per auto, moto e mezzi di trasporto leggeri. Per operare al meglio, cercando di limitare i disagi, la Polstrada ha attivato i controlli lungo l'inizio della tratta a tre corsie della stessa 23 che percorre parallela alla tangenziale ovest di Udine, 11 km di asfalto agevolando il transito degli altri mezzi in transito. Situazione regolare invece sui raccordi autostradale 13 Sistiana-Trieste e 14 Villa Opicina-Fernetti confine Slovenia, dopo i disagi di ieri e della notte dovuti alla neve e alla presenza di ghiaccio al suolo. Segnalazioni invece alla polizia locale di Trieste per le strade ghiacciate sono giunte in particolare da Trebiciano e Gropada. I vigili fanno sapere che anche nella giornata odierna continueranno a monitorare tutto il Carso e anche i mezzi di Acegas, APS e Amga continueranno tutto il giorno a spargere il sale lungo le careggiate. Disagi segnalati alla circolazione anche a Udine città, in particolare nella zona di Piazzale Cella per la presenza di una importante chiazza d'olio sull'asfalto che ha costretto la polizia locale e i vigili del fuoco a chiudere momentaneamente la circolazione con lunghe code, addirittura oltre il capoluogo per chi proviene da Pozzuolo lungo la strada regionale 353 o da via Lumignaco, approfittando dell'uscita della tangenziale sud. Due incidenti sono, per fortuna di lieve entità, si sono registrati invece nel vicino viale delle Ferriere. Dalla strada ci spostiamo alla strada ferrata, problemi anche per la regolare circolazione ferroviaria tra Monfalcone e il capolinea di Trieste centrale, causa il ghiaccio presente sui cavi della linea aerea che ha mandato in tilt la trazione elettrica e un locomotore di un treno merci in avaria nei pressi della stazione di bivio di Aurisina. Alcuni treni regionali sono stati cancellati o sostituiti da autocorse tra le due stazioni. Alle 7:30 è stato segnalato un maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in transito. La situazione, fa sapere Trenitalia, sta tornando alla normalità sulle due direttrici principali, Trieste Centrale, Udine, Venezia, Santa Lucia e Monfalcone, Venezia, Mestre. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione all'ascolto, vi diamo appuntamento intorno alle 15:30 con linea diretta friulitv.net. Avremo un ospite, non vi anticipiamo nulla e come sempre all'interno della diretta vi daremo anche le ultimissime per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia.